ti ho già dato del modello, se ti ricordi, più tardi di 2 anni fa, eravamo d'accordo praticamente su tutto sul tavolo del FLAG, okay, per quanto riguarda la predisposizione del piano di azione, e devo dire che anche qua emerge sempre di più degli aspetti socio-economici che non avevo notato così forte, diciamo, negli anni precedenti da parte di ISPRA, quindi sono molto contento di questa evoluzione, la vedo molto più concreta, okay? Molto più corrispondente alla realtà che il settore vive. Allora, se vogliamo dare la colpa a Sernacciotto piuttosto che all'Unione Europea, è chiaro che è semplicissimo, è proprio semplicissimo, e io sarò tra i primi a caricare il fucile. In realtà la questione è molto più complessa, perché il Mediterraneo, che chiaramente è gestito, quantomeno per quanto riguarda le acque che ricadono negli Stati membri dall'Unione Europea, ma la pesca è gestita dalla CGPM, che non è l'Unione Europea, è un'altra roba. L'Unione Europea è un membro della CGPM, così come l'Italia, così come la Croazia. Quindi se non sappiamo cosa vuol dire CGPM, non riusciamo a capire come si farà poi la gestione delle risorse. Okay? Che poi ci sia un tavolo consultivo, che tu hai citato più volte, che io qualche volta sono riuscito a partecipare, è perché l'aspetto socio-economico, cioè ovvero le 3 gambe, no, famose, ambiente, aspetti sociali e aspetti economici, devono andare in pari passo, perché se io sto fermo 4 mesi sicuramente è utile, chiaro, non si pesca, ma non dovrebbe pescare né Veneto, né Friuli, né moltissime altre regioni, compresa tutta la regione ovviamente slava, quindi Slovenia che c'è poco, ma tutta la parte croata. Allora probabilmente per quanto riguarda la GSA 17 che vedete là, potrebbe essere funzionale. Okay? Ciò nonostante, e lo diceva anche Dennis prima, delle forti riduzioni nel tempo ci sono state, alcuni segnali ci sono, ma dico io, la risposta è a quello che diceva in maniera un po' diciamo accurata Dennis, ma perché riducendo non riusciamo ad avere dei risultati poi su quello che è il rendimento massimo sostenibile che citavi prima? Perché qualcosa sicuramente c'è. Sicuramente loro sono molto più bravi a pescare rispetto magari a quello che si faceva 20 anni fa, ma rispetto a 5 o a 8 o a 10 no, perché gli strumenti più o meno sono rimasti quelli. Ok? Quindi dobbiamo anche interrogarci su questo. Sulle sardine è vero che probabilmente o le acciughe, come diceva Otello, andiamo a pescare quelle di un anno, ok? Ma sappiamo che dopo il secondo anno, se non sono pescate dai pescatori, muoiono di vecchiaia, quindi probabilmente sarà 2 anni e mezzo Otello, ma peschiamo, se vogliamo rapportare all'età umana, peschiamo comunque delle alici o delle sarde che hanno circa 40 anni, 35-40 anni. Quello che voglio dire è, queste proiezioni qua, secondo me, e mi auguro che in altre sedi sia possibile fare, potrebbero avere delle chiavi di lettura diverse rispetto a quello che andiamo a dire qua, perché altrimenti se Sasha riporta le 93 specie, io ero rimasto al 93% di chiusura dello spazio pescabile e quindi dovevamo ridurre del 93% la nostra attività di pesca, ero rimasto a questa definizione all'interno del MEDAC. Esatto. Tu mi stai dicendo che invece per alcune specie probabilmente si vedono dei segnali positivi. Allora, torniamo alla solita percezione. Noi ci siamo scontrati più volte in più tavoli, no? Ognuno chiaramente con la propria posizione. Allora, devo vedere la CPU, cioè la cattura per unità produttiva, oppure devo andare a fare una verifica su quello che sono gli stock o a livello navale o ad altri stadi? Perché è qua che noi ci troviamo. Mi fa piacere che hai notato che i dati che noi purtroppo abbiamo sono datati più di 2 anni, quindi noi dobbiamo decidere oggi per il 2017 su un dato del 2013. Mi risulta, anche se in maniera un po' particolare Otello mi dice di no con la testa, ma le sardine del 2013 oggi non ci sono in mare.
Ma comunque ci sono, secondo te, adesso, dopo 3 anni, quelle acciughe? Non credo che ci siano, ma non perché sono stati catturati tutti dei pescatori. Dopodiché vogliamo inserire anche l'aspetto tonno, perché secondo me anche l'aspetto tonno va inserito per alcune specie, perché l'abbiamo visto insieme a Catania, tu sposti un puzzle, okay, del lato Adriatico e probabilmente lo vedi dopo 6 mesi, lo vedi già nel Mediterraneo o viceversa. Quindi facciamo attenzione anche cioè le informazioni secondo me bisogna darle tutte. Tornando poi agli aspetti che si riferiva prima Dennis, diciamo che le organizzazioni di produttori stanno dando una risposta per quanto riguarda l'aspetto commerciale, quindi una difesa rispetto a una concorrenza non corretta da parte delle regioni transfrontaliere. Si sta tentando, non è che siamo riusciti si sta tentando, ok? È evidente che però se io mi devo confrontare con la Croazia, che più o meno è questo, noi vediamo spesso pesce croato qui, no? Durante la settimana, non posso semplicemente verificare se loro hanno fatto o meno, come l'Italia, dei piani di gestione su quello stock o su quel sistema di pesca, ma devo verificare che per esempio il costo della manodopera croata è molto ma molto più bassa rispetto a quelli italiani, per cui probabilmente per loro vendere una cassa a 1 euro probabilmente è già guadagno, cosa che noi per esempio non riusciamo a fare. Per esempio, se poi vogliamo fare l'esempio che è quello forse più calzante a livello di concorrenza per quanto riguarda il pesce azzurro, è evidente che già abbiamo 2 sistemi di pesca diversi. È corretto? Abbiamo un sistema volante nel lato ovest e un sistema invece a circuizione nel lato est. La qualità, voi che insomma non devo insegnarvi nulla, la qualità della stessa sardina pescata con la circuizione non ha paragoni rispetto a quella che peschiamo noi. Quindi noi siamo già in difensiva, perché non abbiamo la medesima qualità. Anche se, visto che ho gli amici di Pila, anche se Pila effettivamente è molto vicina a quel tipo di qualità, pur avendo il sistema stracico, ma questa è un'abilità tutta loro. Okay? E questo è il primo dato. Io cosa devo fare? Io devo differenziare il mio prodotto nel mercato, se riesco a trovare il pertugio, cioè la via, la strada giusta, perché se io vado a fare concorrenza ai croati sul loro prodotto ho già perso in partenza, perché non ci sto coi costi e la qualità è già tutta un'altra cosa. Okay? Dopodiché, se torniamo ancora alle slide che ha fatto prima Sasha, ho dei seri dubbi sulla sogliola, anche se è stata inserita tra le specie da controllare da parte ovviamente della ricerca. Ma perché? Perché il dato che ve lo dice. Cioè, se io vado dentro al sito del mercato ittico di Chioggia e vi vado a trovare tutte le serie storiche dal dopoguerra adesso, credo che mai come negli ultimi 30 anni, non parlo di ultimi 30 anni, abbiamo una totale stabilità, se non una crescita di quello che è la sogliola. Quindi mettermi la sogliola all'interno di quel prospetto warming che abbiamo visto prima non mi ritrovo, piuttosto mi sarei aspettato di vedere la seppia, Sasha, perché la seppia effettivamente ha degli alti e bassi molto più consistenti negli ultimi 5-6 anni. La troviamo alcune volte, altre volte sparisce, altre volte ricompare, altre volte c'è in primavera, altre volte la troviamo d'inverno o viceversa. Tornando alla CGPM, la CGPM è una questione decisamente molto particolare e magari bastasse Serra Gioco o la Briano genovese, ligure o a fronte riminese e emiliano, magari avremmo risolto molti problemi. Purtroppo non è così e magari altre volte riusciremo ad approfondire alcuni aspetti di quello che poi va a regolamentare l'attività di pesca. Noi purtroppo ci troviamo a regolamenti, perché siamo italiani e quindi in Europa, che spesso vengono, e questo sì, controllati, verificati dai nostri rappresentanti a Bruxelles, ma tenete conto che dentro la Commissione Pesca noi abbiamo solo 3 rappresentanti, non ne abbiamo di più, quindi per far passare un provvedimento dobbiamo cominciare a mettersi d'accordo con gli spagnoli,
ma gli spagnoli fanno un'attività diversa dalla nostra, okay? E dovremmo metterci d'accordo magari anche con i francesi, visto che sono quelli che hanno numeri più grossi all'interno di quelle commissioni. Ma anche qua non è sempre semplice, perché probabilmente nel Golfo Ligure riusciamo a trovare una sinergia con i francesi, nei canali di Sicilia probabilmente riusciamo a dialogare meglio con gli spagnoli, ma sull'Adriatico effettivamente non siamo così precisi rispetto agli altri. Non so se sono stato chiaro con questo. Un paio di commenti brevi, grazie per l'intervento, solo per spiegare forse meglio credo che